Molte volte ovviamente i lavoratori sono stremati e molte volte danno dei disservizi agli ospiti nelle strutture perché non ce la fanno, perché il personale manca. Tanti gente vanno via, allora noi che siamo rimasti a lavorare diventa anche peso pesante per noi. Cioè, è molto peggiorato ultimamente perché essendo che tanti prendono meno stipendio e vanno via dove che magari prende qualcosa di più, non solo per noi, anche per gli ospiti. Assunzioni con contratti diversi, differenti, per cui ognuna di noi ha un contratto diverso e sentiamo proprio che è ora veramente di farci sentire, di far capire che stiamo subendo e ci sono dei disagi non indifferenti. Queste le voci di alcuni lavoratori della cooperativa sociale Codes che hanno scelto di scendere in piazza a Padova per cercare di avere un dialogo con l'azienda. Noi abbiamo tentato in tutti i modi di trovare una mediazione con l'azienda, con la cooperativa, che è una cooperativa che ha più di 4.000 dipendenti. Hanno deciso che per i nuovi assunti, pur di risparmiare, far dumping contrattuale agli altri, di applicare questo contratto che è scaduto da 13 anni, c'è stato uno sciopero anche il giorno 22 maggio ultimo scorso e quindi noi denunciamo questa discriminazione, queste disuguaglianze che vengono perpetuate sulla pelle dei lavoratori. Molti i fronti aperti su cui i rappresentanti dei lavoratori chiedono un intervento. C'è la questione ovviamente contrattuale con l'applicazione di un contratto peggiorativo, ma ci sono tanti altri temi di carattere aziendale, diciamo così, che con Codes non riusciamo mai a risolvere. Abbiamo relazioni sindacali che puntualmente si fermano al momento in cui si deve stringere e firmare qualche accordo perché c'è un'indisponibilità di fatto assoluta di questa azienda di firmare accordi con le organizzazioni sindacali che siano migliorativi per le lavoratrici e i lavoratori. Solo pochi giorni fa un tavolo in prefettura Venezia che si è concluso con un ulteriore nulla di fatto. Non c'è più spazio, anche dal prefetto abbiamo ribadito che o Codes si mette a un tavolo con delle proposte, con le temi concreti per risolvere queste questioni, che non è solo il rinnovo del contratto e non è solo l'applicazione di un contratto che riguarda alcuni lavoratori, ma è tutta la questione dei vari temi contrattuali, dalle ferie, dai carichi di lavoro, dalle festività infrasettimanali, dalla banca ore, tutta una serie di questioni che i lavoratori ormai sono stanchi di subire interferenze e cose unilaterali da parte di Codes.